Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi e per guardarci insieme e divertirci per questa 22esima giornata di campionato Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Città di Bisacqueno. Queste dunque le scelte di mister Fascianella, che si può comunque vantare di avere una formazione sicuramente molto forte. Infatti guardiamo anche come schierata, sempre veramente un 3-1 e si comincia dunque con il primo pallone toccato per il Città di Bisacqueno con Corsino verso Marsolo, pressione alta di Franco. Marsolo allarga, secondo palo e la sblocca Città di Bisacqueno con il gol di Tamburello che buca Raccampo ed è 1-0. Passaggio, Chinnici è un 3 contro 1, Chinnici allarga, Franco accarezza, Franco addosso a Vintaloro che poi fa ripartire subito Tamburello e Raccampo non perfetto di testa, insomma in 25 partite non male di certo. Poi Franco e la pareggia Nazareno Franco, un piccolo flipper, poi l'esultanza davanti la famiglia, davanti la moglie e i due bambini e fa 1-1 Nazareno Franco, la pareggiata grossa. Catania sempre molto tecnico, che palla per Farina e poi Vintaloro prende anche questa, Manforte a questo movimento le calcia a 5, intanto Campisi di ritorno ancora Raccampo, cosa ha parato su Pennino, questo è un miracolo assoluto, però sta rischiando tanto il Palermo. La Fiura guarda la porta, va sul sinistro, la Fiora Vintaloro l'ha presa andando giù quasi come una tartaruga. Scambia con Franco, finta, va sul destro, Vintaloro, poi la Fiora Lopez! Sotto porta, forse l'uomo che meno ti aspetti, Lorenzo Lopez, festeggia il compleanno così, l'ho fatto ieri, ma il gol lo fa oggi, 2-1. Allarga il gioco, Nicchia, palla dentro, Chinnici! Perfetto! Il duetto Nicchia-Chinnici, appena entrato, anche il 10, continua a segnare e lo fa molto bello, ma che palla di Nicchia, 3-1. Può farlo, vediamo, allarga, dichiara, Chinnici, c'è la Fiora che calcia, Vintaloro sul primo palo, bravissimo. Di prima cerca un'imbucata, Chinnici, palla anticipo, Corsino, Raccampo chiude la porta, va incontro, infatti c'è il pallone, va sul destro, Pennino! Palla fuori, non di molto, ma fa bene Città di Bisacqueno a provarci perché è una squadra forte, lo sa ed effettivamente si affaccia anche la prima. Tanto fuori Pisani, dentro su Gian, una volta lotta come sempre come un leone anche lui, Franco allarga per Nicchia, guarda la porta, prende in pieno il palo, mani in faccia per Nicchia. Nicchia, guarda la porta, Nicchia cerca la punta, batte Vintaloro, anche una deviazione e al minuto 50 fa 4-1, Alessandro Nicchia continua a brillare questo giovane ragazzo. Su John avanza, allarga per Nicchia ancora, Vintaloro forse la tocca, non la tocca. Col portiere in campo, Farina, secondo palo su John, anticipa tutti e forse chiude anche la partita, 5-1, Ale su John, continua anche lui il momento d'oro, ma che palla di Farina che fa il primo assist. La rufa su John, può mettere dentro la Fiora, può calciare la Fiora, le finte, la Fiora! È tornato, is back, esultanza, inchino davanti al pubblico, Vito la Fiora, fa 6-1. Marsolo mette giù una palla difficile su Gian, aiuta Lopez, al centro la Fiora e va bene così, 6-1, vince il Palermo, vince con il Città di Bisacqueno con il risultato di 6-1, qui l'abbraccio delle DS Fabio Alessandra con i ragazzi, l'abbraccio di tutti i componenti delle due panchine, una gran bella partita che sicuramente non ci ha fatto annoiare con le due grandi squadre. Dunque vince il Palermo Futsal Club che continua ad essere la capolista di questo campionato.